Speranza e determinazione, quella di Alessandra Cappellotto, campionessa di ciclismo e di solidarietà. Con la sua associazione Road to Equality, attraverso la bicicletta, promuove l'emancipazione della figura femminile nei paesi in via di sviluppo. Esattamente 2 anni fa, per l'8 marzo, ha organizzato una gara di ciclismo a Kabul con 56 ragazze. L'ultima pedalata prima del ritorno del regime talebano e il divieto di praticare sport femminili. L'associazione è riuscita anche nell'intento di salvare un gruppo di cicliste che oggi hanno ottenuto in Italia lo status di rifugiate. È loro che scappano da sole, le ragazze che sono qui non hanno famiglia, non hanno genitori, tutto il resto delle loro famiglie sono rimaste in Afghanistan e loro però qui in terra veneta hanno trovato veramente una nuova casa, una nuova famiglia, hanno trovato accoglienza, hanno trovato supporto, ora parlano italiano abbastanza bene, lavorano, continuano a fare ciclismo, studiano, stanno frequentando la scuola serale per fare la terza media, per avere il diploma di terza media, alcune. Una ragazza di loro è addirittura riuscita ad entrare all'università e frequenta Camerino. E insomma una bella storia, non è merito mio dell'associazione, è merito loro, sono bravissime ragazze, intelligenti. Da circa 2 anni sono qua in Italia, adesso sto lavorando come sai anche sto studiando per prendere il diploma di terza media. Cosa possiamo fare noi per tutte le donne afghane? L'unica cosa che voi potete fare giornalisti è far vedere i problemi che hanno le donne afghane in Afghanistan per tutto il mondo. Il ciclismo per me è vita perché mi ha dato la libertà, quello che non potevo fare nel mio paese, qua posso fare. Grazie a Alessandra che mi ha regalato a noi ha regalato questa possibilità di essere qua in Italia a Veneto e fare ciclismo. Puntate alle Olimpiadi? Sì, stiamo preparando per fare Olimpiadi 2024, anche campionati in Asia.